Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Anticipo amaro per l'Udinese, nuova sconfitta, i bianconeri escono malconci dalla trasferta di Genova, sconfitti non solo nel risultato, 2-1 per la Sampdoria, ma anche nel gioco e nel morale. Una settimana di fuoco con 3 partite in pochi giorni, mercoledì alle 15 allo Stadio Friuli arriva l'Atalanta per il recupero della gara non disputata e subito dopo l'Inter nel match di campionato in programma sabato pomeriggio alle 18, sempre allo Stadio Friuli. Un cambio allenatore sarebbe inopportuno e fuori luogo, ma la sensazione è che tra tecnico e giocatori non ci sia più quella amalgama vista la scorsa stagione. Gotti avrà le sue colpe, ma di certo la squadra non sembra essergli da meno. Spetterà la diarchia tra padre e figlio decidere il da farsi nell'immediato futuro. La Deo Palla intanto ci strizza l'occhio con le dirette avversarie che non si muovono dal fondo classifica, ma non c'è da stare allegri, visto che i prossimi 2 impegni sulla carta dicono 0 punti. Ma noi siamo fiduciosi e confidiamo sempre nella Palla perché questa è rotonda. In Serie B il Pordenone batte il Venezia 2-0 nel derby della Venezia propria tra le mura amiche dello stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro e torna ad assaporare quella quota playoff promozione che sembrava svanita all'inizio dell'attuale torneo cadetto. Gli uomini di Tessera hanno dimostrato umiltà e cattiveria, anche un pizzico di fortuna, ma questa è complementare alla classe di alcuni elementi nelle file dei Ramarri. Per la giornata non in giornata dell'estremo difensore lagunare, protagonista negativo in entrambi i 2 gol. Ora si torna a sudare al centro sportivo De Marchi in attesa del prossimo impegno di campionato, trasferta in terra calabra contro il Cosenza sabato 23 gennaio alle ore 14 allo stadio San Vito Marulla per proseguire con le buone intenzioni. In Serie C pareggio esterno a reti bianche per la Triestina contro il Mantova nell'ultima del girone d'andata. Dalle cronache è emersa una gara tattica da parte dell'Alabarda con una sorta di ragnatela a centrocampo capace di imbrigliare e spegnere sul nascere le iniziative dei virgiliani. Punto prezioso alla fine per la Triestina che si mantiene vicina alla zona play-off ma soprattutto lontana da quella play-out. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.